in studio, non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione, dunque è tutto. Io vi lascio a Barzellette e poi a Sicilia Cabaret Club. Grazie per essere stati con noi, una buona serata su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A Messina è trascorsa una nuova notte di ricerche, la quinta dopo il crollo di giovedì della palazzina Pistunina. 4 le vittime accertate, si cercano gli ultimi 2 dispersi. Tentato duplice omicidio nelle campagne di Riesi, un uomo e una donna gravemente feriti a colpi di pistola e caccia al compagno della quarantenne. Gli investigatori seguono la pista passionale, escludendo quella mafiosa. Catania evade dai domiciliari ma viene beccato a casa droga e mini cellulari. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era destinato a soggetti detenuti. Il giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione. Madre e figlia in ospedale a Catania dopo una furibonda lite. L'ex della ragazza evade per andarla a trovare in ospedale, ma era ai domiciliari proprio perché aveva picchiato la ragazza. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania e Palermo sotto il bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto dopo una possibile svolta. Ha lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni lo ciclitano Antonio Giannone ha completato il suo cammino, raccontando ogni passo sui social e portando migliaia di persone dentro il suo viaggio. E poi il calcio, anche quest'anno il Catania in chiaro su Telecolor, saranno 9 le gare dei rossazzurri trasmesse in diretta. A Norcia intanto il gruppo di Longo prepara l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza in programma per sabato. Bentrovati alla nostra edizione del mattino. A Messina è trascorsa una nuova notte di ricerche, la quinta dopo il crollo di giovedì della palazzina Pistunina. 4 le vittime accertate, si cercano gli ultimi 2 dispersi. Adelaide Barbagallo. Quinto giorno di ricerche a Messina, si scava strenuamente tra le macerie della palazzina crollata a Pistunia. Sono 2 gli ultimi dispersi da trovare, Santino Magazzù e il cingalese Lairu. Ieri è stato estratto il corpo di Sara Leone, 75 anni. Nei giorni scorsi sono stati recuperati senza vita gli altri 2 suoi fratelli, Rosa e Carmelo, e anche Alessandra Frazzica, che lavorava come commessa nel negozio dei cinesi, posto al piano inferiore. Proprio loro hanno raccontato attraverso il loro legale che già da tempo avvertivano strani scricchiolii e tremori, soprattutto negli orari dei lavori, tanto che avevano avvertito i proprietari che a loro volta li avevano rassicurati. Sul fronte dell'inchiesta sono 3 gli indagati per omicidio plurimo colposo. L'ingegnere Pietro Leone, 72 anni, progettista dell'edificio crollato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'imprenditore Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto dalla famiglia Leone i locali del supermercato al piano terra dell'edificio per aprire una macelleria, si è detto completamente estraneo alla vicenda. Terzo indagato è Pasquale Dalì, titolare dell'impresa che stava eseguendo i lavori. Il suo interrogatorio è stato rinviato a domani in quanto l'imprenditore edile è rimasto ferito nel crollo ed è ancora ricoverato in ospedale per una frattura al setto nasale. Intanto il capo del Genio Civile di Messina, Santitrovato, ha dichiarato che non risultano autorizzazioni in corso negli ultimi 3 anni sui lavori nello stabile crollato lo scorso giovedì. Sabato al Tribunale di Messina sarà conferito l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia e quello per gli accertamenti tecnici nell'ambito del crollo della palazzina di Pistunina. Sangue nelle campagne di Riesi, nel Nisseno. Un uomo e una donna sono stati centrati in testa con alcuni colpi di pistola e caccia al presunto killer, forse il compagno di lei. I 2 sono ricoverati in gravi condizioni. Rita Cinardi.
Un possibile movente passionale, un uomo ricercato e 2 persone che, nonostante le gravissime ferite riportate, sono riuscite a chiedere aiuto. Sono questi gli elementi al centro delle indagini dei carabinieri sulla sparatoria avvenuta nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto emerge dagli ambienti investigativi, i sospetti si concentrano su un uomo che avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna ferita, una circostanza che però i carabinieri non confermano ufficialmente, mentre sul movente mantengono il massimo riservo. L'unica pista esclusa al momento è quella riconducibile alla mafia o alla criminalità organizzata. Entrambi i feriti, secondo quanto si apprende, avrebbero precedenti in materia di stupefacenti, un elemento acquisito dagli investigatori che allo Stato non viene tuttavia ritenuto collegato alla sparatoria. A rimanere gravemente feriti sono stati un 58enne e una 40enne, entrambi raggiunti da colpi di pistola alla testa e al collo. A chiamare il 112 e successivamente a raggiungere con propri mezzi l'ospedale di Mazzarino sono stati gli stessi feriti. Da lì è scattata la macchina dei soccorsi. La donna è stata trasferita nell'isoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'uomo è stato trasportato al Cannizzaro di Catania. Intanto i carabinieri stanno ascoltando numerosi testimoni come persone informate sui fatti e proseguono senza sosta la caccia all'uomo ritenuto il principale sospettato, nel tentativo di fare piena luce su una vicenda ancora avvolta da molti interrogativi. Bagheria, sequestrati 2 appartamenti per favoreggiamento della prostituzione. La Polizia di Stato, su disposizione del GIP del Tribunale di Termini Imerese, ha eseguito il sequestro preventivo di 2 immobili ritenuti stabilmente destinati all'attività di prostituzione. L'indagine, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, ha documentato oltre 900 accessi agli appartamenti e permesso di identificare decine di clienti. Secondo gli investigatori, il giro d'affari era attivo da anni e veniva organizzato attraverso annunci pubblicati su siti di incontri e contatti telefonici. Sono 8 le persone indagate per favoreggiamento della prostituzione. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche dispositivi elettronici utili a ricostruire rapporti tra gli indagati e l'organizzatore dell'attività. E adesso Catania, sequestrati oltre 2 kg di cocaina, arrestato un 68enne. La Guardia di Finanza ha fermato l'uomo al casello autostradale di Catania San Gregorio durante un controllo. Il suo atteggiamento nervoso ha spinto i militari a perquisire il veicolo, dove hanno scoperto un vano nascosto nel cruscotto con 2 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg e 100 kg. La droga, se immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare circa 400.000 euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Catania ha successivamente convalidato l'arresto e sequestrato la droga. E rimaniamo nello stesso argomento. Catania, droga e mini smartphone, forse destinati ai detenuti in casa. Giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione dai domiciliari. Sequestrato un ingente quantitativo di pericolosi stupefacenti. Torino De Mani. Doveva essere ristretto ai domiciliari ed invece era in giro insieme ad un amico mentre percorreva in scooter la via Balatelle. Un 21enne catanese noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane ha subito ammesso di essere evaso dai domiciliari, ma il successivo controllo nell'abitazione di via Orsa Minore ha aggravato la sua posizione. In una cassettiera, personale del commissariato di Nesima e della squadra cinofili ha trovato 160 grammi di marijuana e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish. Secondo gli investigatori, il materiale sequestrato era probabilmente destinato a soggetti detenuti. E il fiuto del cane antidroga Rex ha permesso di trovare in un sottoscala uno zaino strapieno di stupefacenti e droghe sintetiche, tra cui chetamina e pillole della temuta droga dello stupro, che può causare stati allucinogeni, effetti dissociativi, alterazioni della percezione e persino stati di sedazione. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Una ventenne catanese picchia la madre, finiscono entrambe in ospedale. La sera prima la ragazza era stata aggredita dall'ex. Orazio Longo. Il contesto è quello di una furibonda lite in famiglia per futili motivi, con una figlia ventenne che aggredisce la mamma 54enne, provocandole diverse ferite guaribili in 20 giorni.
Lesioni anche per la figlia. Il fatto succede a San Giovanni La Punta nel Catanese. Devono intervenire i carabinieri, allertati da una richiesta di intervento per riportare la calma. Giunti sul posto hanno infatti messo in sicurezza la situazione richiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Personale che ha trasportato le due donne in 2 diversi ospedali del capoluogo etneo. Ma è al pronto soccorso dell'ospedale San Marco che questa vicenda assume tratti singolari. Nel nosocomio infatti viene trasportata la ventenne e lì, poco dopo, si presenta il suo ex fidanzato per avere sue notizie. Nonostante il giovane avesse fornito false generalità per cercare di eludere i controlli, viene ugualmente riconosciuto dai militari del nucleo radiomobile di Catania che lo arrestano per evasione. Evasione perché dalla sera precedente l'uomo era stato posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile di gravi lesioni per avere picchiato proprio la sua ex ragazza. Non un'altra, ma quella stessa che era andato a trovare in ospedale e che era stata la protagonista della lite in famiglia a San Giovanni La Punta. Dopo gli accertamenti, la ventenne è stata denunciata per avere picchiato la madre, mentre per l'ex fidanzato è stato disposto l'accompagnamento in carcere. Paura al King di Palermo, qualcuno forse per scherzo ha spruzzato spray urticante durante la proiezione di un film, evacuato il cinema. Marco Gullà. A quanto pare in una delle aree del cinema, in una sala, è stata gettata una sostanza tossica e ci hanno fatto evacuare a tutti. Forse uno spray urticante al peperoncino spruzzato per gioco, che però si è immediatamente diffuso nella sala dove era in corso la proiezione del film Spider-Man. Momenti di panico ieri sera al Cinema King in via Ausonia a Palermo, dove alcuni spettatori hanno iniziato a tossire e a sentire l'aria irrespirabile facendo scattare l'allarme. A quel punto i gestori hanno attivato il piano di evacuazione facendo uscire il pubblico dal cinema e chiamando i soccorsi. C'è un ragazzo qui che si sente male. Cioè ragazzi, allucinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del nucleo NBCR per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura della sostanza che ha invaso la sala rendendo l'aria irrespirabile. Si presuppone che c'era nell'aria una cosa tossica. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania e Palermo sotto il bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto. Roberta Lunghi. È Catania la città record per le notti tropicali, un fenomeno che sta cambiando il volto del clima nell'area etnea, un tempo caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte, mentre oggi, anche nelle ore serali, l'AFA fatica a lasciare spazio al fresco. A pesare soprattutto il mare, con temperature superficiali molto elevate che continuano a rilasciare calore e umidità, rendendo difficile il raffrescamento notturno. Il tutto mentre la Sicilia è alle prese con l'ennesima forte ondata di calore. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollino rosso per Catania e Palermo, il livello massimo di allerta per le ondate di calore con temperature percepite elevate e condizioni di disagio per l'intera popolazione. Ma quanto durerà? I modelli matematici proiettano questa ondata di calore fino alla settimana di Ferragosto, quindi questo caldo durerà ancora fino al periodo di Ferragosto, anche se sarà intervallato da qualche isolato sporadico temporale di calore che interesserà le aree interne montuose dell'isola durante le ore centrali del giorno. Per un vero cambiamento probabilmente dovremmo attendere fino a dopo Ferragosto, ma ovviamente si tratta solo di una linea di tendenza, ma probabilmente non prima di Ferragosto avremo un vero e proprio ricambio di masse d'aria. Per Palermo e Catania la temperatura percepita potrà arrivare a 38 gradi, meno caldo a Messina dove è previsto bollino giallo. Alta infine l'attenzione sul fronte incendi. Per tutta l'isola è stata diramata la preallerta arancione. Un sit-in ieri in piazza Politeama nel centro di Palermo, a 19 anni dalla scomparsa degli imprenditori Majorana, per chiedere verità e giustizia per una vicenda ancora senza spiegazioni. Maglio Viola.
Il 3 agosto del 2007 l'imprenditore Antonio Majorana spariva nel nulla a Palermo insieme al figlio Stefano di appena 22 anni. La mattina di quel giorno i due si allontanarono da un cantiere di Isola delle Femmine, lasciando detto che sarebbero tornati dopo mezz'ora, ma di loro non si sarebbero trovate più tracce, ad eccezione dell'auto chiusa in ordine parcheggiata a bordo strada. A 19 anni esatti dalla scomparsa, la fondazione intestata ai due ha inscenato un sit-in in piazza Politeama a Palermo per chiedere verità e giustizia sull'accaduto. Rossella Accardo è l'ex moglie dell'imprenditore e madre di Stefano, che negli anni ha dovuto affrontare anche il suicidio dell'altro figlio, Marco. Io ogni giorno cammino sui carboni accesi, una graticola costantemente che lambisce ancora prima che il mio corpo, la mia anima. E qui parliamo davvero di una violenza che viene reiterata nei miei confronti. Intorno alla scomparsa si annida un vero e proprio giallo. Le indagini si sono concentrate sulla pista di un ricatto sessuale posto in essere da Majorana, che avrebbe usato un video compromettente per ottenere da un altro imprenditore la cessione delle quote di una società. In base a queste ipotesi gli investigatori indagarono per un presunto duplice omicidio attraverso lupara bianca, ma nessuna prova dirimente è mai stata trovata. Sullo sfondo storie di borghesia paramafiosa che sfiorano i vertici del potere politico di quei tempi, incrociando anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Dietro questa sparizione c'è la volontà di qualcuno, questo qualcuno ha curato la regia, chi blocca tutta la verità altro non è che coloro che sono stati oggetto di ricatto. E chi sono? Sicuramente figure altisonanti, sicuramente figure legate all'ambito imprenditoriale in senso lato. Per anni le indagini sarebbero state depistate attraverso falsi avvistamenti in Spagna, ma oggi vige la convinzione del duplice omicidio. Per questo la famiglia e la fondazione tornano a chiedere la riapertura delle indagini. Ha lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni lo ciclitano Antonio Giannone ha completato il suo cammino raccontando ogni passo sui social e portando migliaia di persone dentro questo viaggio. Veronica Barbarino. Mollo tutto, prendo lo zaino e inizio a camminare. Sogno questo momento da anni, sono mesi che mi alleno e adesso sta per diventare tutto vero. E così è stato. 138 giorni, 3.824 chilometri a piedi, migliaia di incontri. Partito il 16 marzo da Scicli, Antonio Giannone ha raggiunto Santiago de Compostela. Notti in tenda, fatica, paesaggi attraversati, incontri ed emozioni. Tutto raccontato sui social come un video diario quotidiano, dove una comunità enorme di persone, grazie alle sue immagini, ha potuto sentirsi parte di quella strada. E per ogni giorno anonimo ce n'è un altro come questo, ad esempio, in cui sono ospitato da una signora dolcissima che mi accoglie in casa sua come mi conoscesse da sempre. Poi l'arrivo davanti alla cattedrale di Santiago e il tocco della conchiglia posta nella piazza, emblema dei pellegrini diretti alla tomba dell'apostolo Giacomo. Arrivare a Santiago è stata un'emozione straordinaria, soprattutto perché quando sono partito non avevo nessuna certezza che sarei riuscito in questa impresa, che sarei riuscito ad arrivare alla fine. Quindi quando sono entrato in quella piazza ho visto di nuovo passare davanti ai miei occhi tutto quello che è successo in questi mesi. Ma prima di ritornare a casa, un'ultima tappa lo attende. Adesso, come si può notare, sono ancora in cammino nei boschi della Galizia perché il viaggio non è finito, ma sono diretto a Finisterre per concludere in bellezza questo viaggio con l'ultimo tramonto sull'oceano alla fine della Terra. Il viaggio di Antonio è giunto quindi al termine, ma quello che ha raccontato resterà negli occhi di chi, anche da lontano, ha camminato con lui. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. A Norcia il Catania prepara l'esordio in Coppa Italia contro il Vicenza. Le emozioni rossazzurre anche quest'anno su Telecolor, che si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre della squadra di Pelligra. Sono 9 le trasferte in chiaro e gratis per tutti gli appassionati. Torino De Mana.
All'insegna del rosso-azzurro, a fianco del Catania e per il Catania. Per la terza stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto diretta in chiaro sul digitale terrestre della squadra di Ross Pelligra. Saranno ben 9 le trasferte che i telespettatori potranno seguire gratis in chiaro sul territorio regionale. Telecolor sarà sul campo come sempre, garantendo la copertura multimediale di ogni singolo evento, ricca di contenuti esclusivi e pienamente declinata tra televisione, web e social. L'aggiudicazione dei diritti fa il paio con una ricorrenza speciale, i 40 anni di Diretta Stadio. Per onorare la 40ª stagione, alla quale verrà dedicato anche un logo speciale, sono previste una sigla rivisitata e una nuova veste grafica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto. Confermatissime anche le altre produzioni settimanali, anteprima corner, le telecronache indifferite e preview. Intanto il Catania corre e cresce a Norcia, rinfrancato anche dal positivo test contro il Ravenna, vinto per 3-2 al termine di una gara che ha dato ottimi spunti a Mister Longo. Al di là del risultato, le vittorie fanno sempre bene. La squadra etnea sta intensificando la preparazione in vista dell'esordio ufficiale che avverrà sabato 8 agosto alle 20 contro il Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà al Menti, con la possibilità per i tifosi rossazzurri non residenti a Catania e provincia, possessori della tessera di fidelizzazione, di essere presenti sugli spalti. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono 600. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. TG Sicilia torna alle 13:30, adesso la rassegna stampa curata da Orazio Longo. Grazie e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.